Operazione antidroga dei Carabinieri a Livorno, Pisa e Prato. Su ordine della Procura di Livorno eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di 9 persone, di nazionalità tunisina e albanese, accusate a vario titolo di traffico e spaccio di stupefacenti, uso di armi, rapina ed estorsione. L'indagine Penny Black, avviata nel 2023 dopo un arresto in flagranza, ha ricostruito l'attività di un gruppo criminale attivo nel Livornese, capace di spacciare fino a 1 chilo di cocaina e hashish a settimana, con basi logistiche dedicate e veicoli a noleggio. Documentata l'elevata pericolosità del sodalizio, caratterizzata da armi, intimidazioni, rapine ed estorsioni. Nel corso delle indagini sono stati arrestati in flagranza 11 soggetti, con sequestri fino a 5 kg di hashish. Un indagato è ricercato all'estero.